hashish e marijuana in estate, divulgavano materiale pedopornografico trovato in rete. 4 minorenni arrestati a Caorle dai carabinieri hanno tra i 13 e i 17 anni. Ha commesso rapine e aggressioni tra il 2012 e il 2013. I carabinieri di Mestre hanno arrestato un 32enne di Favaro Veneto in seguito alla condanna in appello. Trasporto pubblico locale, ACTV prevede una spesa di 6 milioni di euro in più di caro carburante fino alla fine dell'anno, lo dichiara il direttore generale dell'azienda Giovanni Seno. Non si mette bene per Sanders, il cestista americano dell'Umana Rayer, protagonista di una notte folle con la corsa in contromano in autostrada, rischia la rescissione del contratto e non solo. Nel più grande hub vaccinale del Veneto premiate le associazioni di volontariato che hanno agevolato le vaccinazioni contro il Covid, festa per l'Ulsa 3. È vicina la ripresa dei lavori del Mose, tra gli interventi anche quello di realizzazione delle barriere mobili che proteggeranno la Basilica di San Marco dall'acqua alta. Presentate le novità per la stagione estiva al Lido, tornano gli eventi in spiaggia con più servizi per le famiglie e un'attenzione particolare verso i bambini. Edizione veneziana dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque gli arresti a Caorle per droga e pedopornografia, sgominata una baby gang. Gestivano lo spaccio di droga sulla piazza di Caorle. Dopo un'indagine durata alcuni mesi, i carabinieri hanno arrestato 4 minorenni tra i 13 e i 17 anni. I 4, provenienti da buona famiglia, sono stati collocati in una comunità a disposizione dei magistrati. L'operazione, eseguita nelle province di Venezia e Bolzano dopo l'indagine avviata a novembre, ha visto impegnati i militari di Portogruaro insieme ai colleghi di Bolzano, su richiesta della Procura dei minori di Trieste. Sono state eseguite anche 8 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti minorenni. Un arresto e 3 perquisizioni sono avvenuti a Bolzano, dove risiedevano con la famiglia, mentre gli altri 3 in provincia di Venezia. I ragazzi si ritrovavano d'estate o nel periodo invernale, dove la famiglia possedeva la casa vacanze, e avevano istituito una vera e propria associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, soprattutto marijuana e hashish. Ricevevano le ordinazioni tramite social e poi si accordavano per la vendita. In 3 sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, il quarto solo di detenzione ai fini di spaccio. Ma non è tutto. Alcuni dovranno anche rispondere di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico trovato nei loro cellulari. Secondo i carabinieri però si tratterebbe di materiale non realizzato dai ragazzi, ma a larga diffusione nei social e, secondo un primo riscontro, non sinonimo di una devianza ma piuttosto frutto di una gravissima leggerezza commessa senza rendersene conto. Sul caso è intervenuto anche il questore di Venezia. Quando non si guida una macchina per tanto tempo bisogna stare attenti che nella ripartenza non ci viene voglia di correre a 200 all'ora. Credo che anche su questo dobbiamo essere tutti allineati, a essere solidali. Tra chi responsabilizza le famiglie, chi la società, chi i pochi controlli, soprattutto nel periodo estivo, secondo i residenti di Caorle è un problema che va affrontato con maggiore serietà. Per me è il troppo benessere delle famiglie. Non vengono seguiti, poi d'estate qua abbiamo il problema che tutti sono impegnatissimi col lavoro, di conseguenza i ragazzi purché non disturbino, non fanno fatica a dare i 20 euro, 50 euro, e queste poi sono le conseguenze. I ragazzi al giorno d'oggi, per valori, per libertà che i genitori secondo me lasciano un po' troppo, non è semplice. Poi d'estate qui c'è tanta gente, tantissima. Intervenire credo comunque sia difficile, a prescindere in qualsiasi paese, quindi non colpevolizzerei neanche molto i carabinieri. Che sia difficile questo senz'altro. Dipende sempre dai genitori, dopo dalle compagnie. Il sistema è così, c'era 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, sempre stato. L'arresto dei 4 minorenni per spaccio di stupefacenti a Caorle non sorprende troppo i residenti, tra chi responsabilizza le famiglie e chi la società, ma secondo qualcuno servono invece maggiori controlli, soprattutto nel periodo clou, quello estivo. Si vede, si cosa, si sente, si fa tutto, e non so perché non sono intervenuti prima i carabinieri, hai capito il discorso? Sai che è una forza minima di carabinieri, ma d'altronde d'estate ce n'è altra forza, che arrivano ancora di quelli nuovi, insomma, ecco.
Nei giorni scorsi i carabinieri di Mestre hanno portato in carcere un 32enne di Favaro Veneto coinvolto in almeno 3 episodi di rapina e aggressione tra il 2012 e il 2013. All'uomo è stato notificato un ordine di carcerazione della Corte d'Appello dopo la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Il primo episodio si era verificato in uno studio di analisi cliniche dove il 32enne con un complice aveva minacciato il personale con un cacciavite ottenendo 1.000 euro. In un altro caso la vittima era stata un tabaccaio di Campo San Provolo a Venezia. Gli stessi 2 rapinatori, putandogli contro un taglierino, si erano fatti consegnare circa 3.000 euro. A queste accuse si è aggiunto un terzo episodio avvenuto l'anno successivo quando il 32enne ha aggredito un giovane di Mestre con una mazza da baseball per rapinarlo di pochi spiccioli. Trasporto pubblico locale con ACTV e la previsione di spesa di 6 milioni di euro in più di caro carburante fino alla fine dell'anno. Sono le parole del direttore generale dell'azienda Giovanni Seno. Da gennaio ad oggi rispetto al 2019 stiamo registrando un calo di circa il 28% dell'utenza abituale, quindi lasciamo perdere il turista. In progressiva diminuzione ad oggi dunque il numero di veneziani residenti che utilizza i mezzi pubblici per i propri spostamenti, tanto in laguna quanto in terraferma. Il motivo è così spiegato. Il trasporto pubblico dopo la pandemia viene percepito ancora come un potenziale luogo di contagio. Tutto questo proprio nel momento in cui vaporetti, tram e bus, con la fine dello stato di emergenza pandemica, hanno ripreso a circolare ufficialmente al 100% di capienza delle previste tratte, nonostante l'incidenza in bilancio del caro benzina e carburante. In questo momento stiamo attestandoci come previsioni a fine anno intorno a un rincaro energetico che costituirà un maggior costo per circa 6 milioni di euro. Previsioni e tecnicismi a parte, la volontà è quella di continuare a mantenere ACTV e AVM aziende pubbliche, puntualizza Seno. Noi stiamo facendo di tutto per mantenere l'azienda pubblica e poi cosa sarà il futuro lo vedremo più avanti. Stasera un rosario, domani una messa in suffragio. Giussago di Portogruaro ricorda così Eddie Ongaro, il 46enne morto nel Donbass. Era un bambino d'oro, le parole del suo ex allenatore di calcio, mentre in paese dicono non lo vogliamo giudicare. Un bambino d'oro, quell'epoca lì, perché aveva 13-14 anni. Poi nel futuro ha cambiato, è diventato grande, ha avuto i suoi ideali ed era un ragazzo un po' diverso dagli altri. Così il suo ex allenatore di calcio, oggi ristoratore a Giussago, ricorda il bambino e poi l'uomo. Di certo Eddie Ongaro non era un tipo convenzionale, come non convenzionale è stata la sua morte nel Donbass, nelle truppe separatiste filorusse. Una storia la sua che ha fatto il giro d'Italia dividendo l'opinione pubblica e sollecitando il dibattito sui social. Tra Portogruaro e San Michele al Tagliamento, dove Ongaro era conosciuto, nessuno però si sente di giudicare. Vittorio, diciamo che è stato un po' scosso dall'evento perché era un ragazzo che tutti quanti lo conoscevamo. Ha fatto la sua strada e quindi ci dispiace. Per giudicare bisogna conoscere e per conoscere allora poi si potrebbe dire quello che è. Cioè io non do né ragione né torto. Quello che a me interessa è quello che non si devono ammazzare donne e bambini. Papà Sergio e zio Rino ne restituiscono il ritratto di un ragazzo comunque impegnato, intento nelle sue letture e fermo nelle proprie idee. Antifascista senz'altro, diciamo, no? Perché noi abbiamo da mio papà a io e il coro sempre parte rossa, no? Ma quei colori non vuol dire niente, insomma, no. L'importante è gli ideali verli qua, leggeva. Per quello che lui andava in giro per il mondo e sapeva un po' di quello, un po' dell'altro, no? Un po' per conto suo, ma era intelligentissimo, questo sì. Lui leggeva sempre libri, leggeva sempre, sì, sapeva un po' di tutto. Quando per esempio lui è stato un po' in giro per il mondo, non aveva difficoltà a imparare la lingua, era proprio veloce come il vento. Papà e zio, che ai nostri microfoni avevano chiesto un aiuto per riavere almeno le ceneri del 46enne, stasera intanto in chiesa a Giussago lo si ricorderà con un rosario, domani con una messa in suffragio.
Non si mette bene per Sanders, il cestista americano dell'Umana Rayer, protagonista di una notte folle con la corsa in contromano in A27. Rischia la rescissione del contratto e non solo. Mentre le procure di Venezia e Treviso stanno esaminando il caso di Victor Sanders, per il giocatore della Rayer la società sta valutando la rescissione del contratto. Il filmato della bravata notturna in contromano per 40 km lungo la A27 sarà acquisito dalla Polizia Stradale di Vittorio Veneto. L'auto su cui viaggiava Sanders, presa a noleggio dalla società, è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre lui denunciato per guida in stato di ebbrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi al drug test. Contestate anche la guida contromano, l'eccesso di velocità, il danneggiamento del guardrail della sede stradale, oltre a non essersi fermato all'alt degli agenti della Polstrada. La sanzione per ora è di 1.000 euro, ma potrebbe arrivare fino a 13.000. Da chiarire poi anche la prima parte della notte folle vissuta da Sanders e capire cosa abbia scatenato la reazione dei due cestisti della Rayer nel locale mestrino e se ci sia stata un'aggressione. Quando da una parte Theodore si calmava, Sanders è stato bloccato invece da un carabiniere. Intanto domani il giocatore non prenderà parte alla trasferta di Reggio Emilia, dove invece ci sarà Theodore, nei confronti del quale il club veneziano non ha preso alcun provvedimento disciplinare. Oggi al Palexpo di Marghera premiate le associazioni di volontariato che hanno agevolato le vaccinazioni contro il Covid. Maurizio Ceriello e Silvia Barbini della Croce Verde di Mestre, nonché freschi sposi da appena 4 giorni, loro che da volontari il Covid lo hanno vissuto in tutte le sue manifestazioni, al viaggio di nozze hanno preferito il Palexpo. Subito ha ripreso il lavoro. Beh, non è mai finito, è quello il bello, però sa, questo serve per fare l'unione anche negli intenti e negli ideali. Franco Munarini, presidente degli Alpini della sezione di Venezia, penne nere che in questi 2 anni di pandemia si sono tanto spese per la gente del territorio. Siamo stati utili, abbiamo fatto anche un po' fatica perché era un servizio un po' lunghetto per persone che hanno una certa età come noi. Soltanto alcuni dei 40 presenti in rappresentanza del mondo dell'associazionismo, forze dell'ordine, forze armate, medici, farmacisti, agesci, tra i premiati al Palexpo a Marghera per l'impegno profuso in questi 2 lunghi e difficili anni pandemici, in cui tra auspici e riconoscimenti si sono voluti ricordare anche gli affetti più cari strappati dal Covid alla vita. Questa è stata una grandissima sfida ed è con molto orgoglio che oggi, quasi per sancire la fine della pandemia, che formalmente con il governo, con gli ultimi decreti è stato dichiarato, vediamo di riconoscere tutto quello che è stato fatto. Palexpo, simbolo di una campagna di vaccinazione su larga scala che passo dopo passo ci sta riportando a una sperata e tanto auspicata normalità. È vicina la ripresa dei lavori del Mose, tra gli interventi la realizzazione delle barriere mobili che proteggeranno la Basilica di San Marco dall'acqua alta. Mentre proseguono le indagini della Guardia di Finanza per i lavori del Mose che hanno portato alla confisca a Pio Savioli di beni per 1.200.000 euro, c'è anche una buona notizia. Entro fine aprile riprenderanno i lavori. Tra questi anche le barriere mobili a protezione della Basilica di San Marco. A confermarlo sono proprio le imprese appaltatrici. Entro il mese di aprile si potrà arrivare a una ripresa delle attività per i cantieri che attualmente risultano ancora sospesi sulla scorta della crisi del Consorzio Venezia Nuova e che aveva costretto di fatto le imprese all'interruzione dei lavori. Tra questi il cantiere per la realizzazione della protezione della Basilica di San Marco. C'è dunque la concreta speranza che per il prossimo autunno, nella nuova stagione dell'acqua alta, la Basilica rimanga finalmente all'asciutto, salva dall'alta marea. Se fossero questi i tempi, entro l'autunno di quest'anno l'opera potrebbe essere chiusa. La preoccupazione si concentra ora per lo stato di manutenzione abbandonato da troppo tempo.
non ricevono la corretta manutenzione da troppo tempo rispetto a quelli che erano i tempi previsti, è evidente che si possono riscontrare dei problemi. Ad oggi non è dato a sapersi esattamente qual è lo stato dell'arte. C'è, tra le altre cose, una inchiesta della Corte dei Conti che farà sicuramente in qualche maniera emergere quello che è l'eventuale danno che hanno subito i materiali. Al Lido di Venezia prenotazioni già al 70% per la stagione estiva 2022. Sabato 23 aprile partirà dal Blue Moon la stagione balneare 2022 al Lido di Venezia, con tante novità. Il Comune di Venezia, attraverso la sua società Venezia Spiagge, controllata al 100% da Ca' Farsetti, sarà in prima linea per lanciare il Lido come destinazione balneare. Tantissime novità, sia in termini di servizi, sia in termini di divertimento, di sport, ma anche tanto relax, anche tanta offerta di ristorazione. Insomma, la godibilità a pieno servizio della piscina. Le regole Covid ci danno possibilità di spaziare di più e per cui l'amministrazione insieme a Venezia Spiagge offre veramente non una spiaggia ma la spiaggia del Lido. La grande novità tra le tante sarà un campo da padel, vera passione sportiva del momento, con un boom di partecipanti anche tra calciatori e VIP, nonché una decina di campi sportivi per giocare in spiaggia. Il presidente di Venezia Spiagge, Pierluigi Padovan, spiega i programmi di quest'estate ormai alle porte. Oggi è per noi un po' un battesimo, è la presentazione della nuova stagione balneare, ci crediamo molto, abbiamo fatto tantissime iniziative nuove che vedranno la luce a brevissimo perché il 23 aprile già apriamo. È la novità forse più importante, ovvero ci sarà un campo da paddle. È una novità assoluta per tutta Venezia e per tutte le isole. Sarà amovibile, quindi ogni anno lo sposteremo, ma sarà il fiore all'occhiello della stagione 2022. Il direttore della mostra del cinema, Alberto Barbera, commenta i verdetti degli ultimi Oscar. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, boccia senza mezzi termini quello che agli Oscar è stato giudicato come miglior film. Venezia ne esce comunque a testa altissima, con l'Oscar per la miglior regia andato a Jane Campion per The Power of the Dog, Il potere del cane, e per le 6 statuette attribuite a Dune, evento mondiale fuori concorso alla Mostra di Venezia. L'ultima edizione degli Oscar passerà alla storia per le 2 cose più brutte e negative viste sul palcoscenico del Dolby Theatre in tanti anni. La prima è l'inconsulta reazione di Will Smith a una infelice battuta del presentatore, e l'altra è la statuetta più ambita, quella per il miglior film, attribuita a Coda, che è sicuramente un film modestissimo, il più brutto tra i 10 nominati. Così, nelle ultime 9 edizioni degli Oscar americane, per 7 volte un film di Venezia si è aggiudicato la statuetta per la miglior regia. A bocca asciutta invece è rimasto l'italiano Paolo Sorrentino, con È stata la mano di Dio. Noi di Venezia possiamo essere soddisfatti perché ne usciamo ancora una volta a testa alta con il premio per la miglior regia a Jane Campion, che aveva già vinto lo stesso premio all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia il settembre scorso, e per le 6 statuette attribuite giustamente a Dune di Denis Villeneuve, che a Venezia invece era fuori concorso. Tutto ciò suona come una conferma, se mai ne avessimo ancora bisogno, del fatto che Venezia ormai è il trampolino di lancio per i film che poi approdano alla cerimonia degli Oscar. Ultimissima notizia di calcio, trasferta amara per il Venezia che questo pomeriggio è uscito sconfitto per 1-0 contro la Spezia, una concorrente diretta per la salvezza. Come nella gara di andata al Penso, anche stavolta la rete della vittoria per lo Spezia è arrivata a pochi secondi dalla fine. Si torna in campo tra 8 giorni allo stadio Penso alle 15 contro l'Udinese. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato.
Bentrovati al meteo. Domenica 3 aprile l'area di maltempo si allontana verso i Balcani. Si profila dunque un miglioramento del tempo, ma ancora con un clima fresco. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà generalmente più asciutto rispetto ai giorni scorsi, lo vediamo sulla pianura, alternanza di nuvole e rasserenamenti, e sui monti invece sarà più nuvoloso, qui con quota neve attorno ai 600-800 metri. Temperature con andamento irregolare, minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime fresche tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui più nubi in mattinata, maggiori schiarite poi con il passare delle ore. Bora moderata sulla costa, a regime di brezza al pomeriggio. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, asciutto anche qui, in buona parte soleggiato, insomma il sole sarà presente a sprazzi ma comunque senza precipitazioni. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sugli 11-12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.